Una vacanza naturalistica, no? Potrebbe essere qua sul Medio Brenta, quindi riposo, la tranquillità, mangiare magari qualcosa di buono, di sano. Sicuramente è una zona di grande riposo, perché poi il verde riposa la vista ma riposa anche la mente proprio. Come si chiama sto volo? Volo radente? Beh, è volo livellato sulle punte degli alberi praticamente, Sì, è un volo basso, cercando di sfruttare le correnti basse. Tutti quanti pensano che la caratteristica qua del Veneto sia il vino, invece in questo caso particolare la caratteristica... È il latte. No, è l'acqua, l'acqua, tutto sì, nasce dall'acqua, l'acqua del Brenta, l'acqua del Risorgive, l'acqua fresca, l'acqua zampillante. Prima che il vento ne porti in mezzo alla città di nuovo, meglio che smontemo ancora in mezzo al verde. Esattamente. Magari noi in un prato coltivato, No, stiamo sempre a cercare prati non coltivati, il nostro rapporto con i contadini vogliamo difenderlo e coltivarlo anche noi nella maniera positiva, e quindi cercheremo un prato non coltivato e abbastanza vicino alla strada in modo tale che ci vengano poi a recuperare. Vabbè, ma anche se non viene a recuperare qua stiamo bene. Ah, noi stiamo bene qua, giusto? Semmai ci affidiamo ai contadini. Sì, dai. Ecco, con l'acqua non ne mancava che i risai, e qua pronti una risaia. Là dove che sei? Oh, Roberto! Ma te pare ora di arrivare? Qua è ora di arrivare, te che avevo detto Ma cosa? a Carturo! Piazzola sul Brenta! Ma qua, Piazzola sul Brenta! Tutti quanti Carturo. Va bene, dai, che ti tiro su mi adesso! Sì. Ferma là, che tuo pare c'ha qualcosa da mangiare! Tranquillo, per vedere bagnare, che ho pareggiato tutto mi! Bene. Qua, dai, avanti. Dai che ti tiro su mi! Calmi. Ah, fadiga sempre mi! Tirami giù. Fadighe, ecco! Tirami giù! Oh. La ti si è servita questa qua, Però abbiamo fatto un bel volo, Tosi. Abbiamo fatto un bel volo stesso, siamo contenti. Stamattina bellissimo. A posto. Siamo arrivati finalmente. Che bello il Medio Brenta, che bello. E all'arrivo che abbiamo trovato Giuseppe Pin, rappresentante del comune di Piazzola sul Brenta, amministratore, che ne conta un attimo. Dove è che siamo qua? Dove siamo Siamo qua? nel sito più antico del comune di Piazzola, Cioè? Carturo. Carturo di Piazzola. Carturo abbiamo Piazzola. detto. In riva al Brenta, su una delle zone più tranquille e più beate del paese di Piazzola. Siamo in compagnia dell'assessore all'agricoltura Luciano Salvò, che è questo, non questo, esatto, e chiaramente essendo il tuo diciamo, compito, l'assessorato all'agricoltura, parliamo di quelli che può essere i progetti specifici per questo territorio, la zona della Dessa Brenta. Beh, intanto partiamo dalla constatazione che qui c'è un patrimonio singolare che non esiste in nessun'altra parte del territorio della provincia, vorrei dire della regione Veneto. C'è un connubio tra acqua, ambiente, coltivazioni e produzioni legate all'agricoltura che trovano appunto spunto e presupposto da questa realtà che è tutto particolare. Qui ovviamente ci sono produzioni caratteristiche, specifiche. In mezzo a Toga abbiamo l'imperatore. Sì, E il grana padano. E chi è che ne Chi è che ne illustra? illustra il grana? Giuliano Risso, presidente della latteria Centro Gaso Padovano. Per fare una forma ci vuole
5 quintali di latte, in una caldaia ce ne va 10, ne viene fuori 2 forme. Questa ha una stagionatura e questa è una produzione di novembre 2004, dunque ha 27 mesi, 28, un formaggio semimagro che fa bene sicuramente alle signore e ai bambini specialmente, ai uomini un po' meno quando c'è una certa età, però fa male allora. Fa male, ma fa talmente male che mi va una pennoetta mi apparia a 7. Questo è molto buono a scaglie, perché il formaggio a scaglie e non sottovuoto, così è veramente la qualità che deve avere il formaggio Grana Padano stagionato, prodotto a Gazzo Padovano coi prati del Destra Brenta. Ecco, ne abbiamo parlato tantissimo di Sipra, queste vacche, e questo quasi è il risultato. Sì. Oltre al formaggio, ai vari formaggi, i vari tipi di formaggio, che c'è anche un altro prodotto in particolare. Qual è? Sì, in particolare oltre ai formaggi abbiamo anche una produzione di riso nel nostro territorio, che grazie all'acqua che abbiamo in questa zona ci permette di coltivare un'ottima qualità di riso. Al quale siamo, addirittura spaccavano i sassi con la ruota dell'acqua. Ci sono anche oggi, per fortuna è stato ricostruito, stanno ricostruendo 3-4 salti d'acqua, e questi per la produzione di energia elettrica si chiama energia da fonte rinnovabile pulita. Ci sono grandi opportunità, ci sono grandi difficoltà perché la burocrazia, le autorizzazioni in questo paese, che non c'è la cultura, oppure ci sarà la cultura, ci saranno altri interessi, ma si potrebbe molto di più fare su questa risorsa. Però siamo un po' bloccati dalla burocrazia. Questo fiume è una cosa straordinaria, ha dei territori sia boscati, sia per l'acqua, sia per la spiaggia, sia per l'ombra, sia per gli spassi dove che la gente può essere anche, invece di essere ammassata, praticamente può essere, soprattutto si sente quasi appartata con la sua famiglia e si fa e si gode i fine settimana. Se stare a Rimini uno da quest'altro, ti dici qua, questo è un paradiso, non per disprezzare Rimini, però questo si può paragonare a un paradiso. A Carmignano, che siamo partiti, abbiamo inaugurato l'Ipovia praticamente, che dovrebbe andare fino a Venezia. Ci auguriamo che quella pista ciclabile che parte da Monaco e che si ferma qui a Bassano. Monaco di Baviera, diciamo, no? Monaco, sì, è lunga sta Monaco di Baviera. Siccome arriviamo praticamente fino qua a Bassano, Fosa, con l'ultimo tratto, adesso che la provincia, che i comuni si mettano d'accordo, portiamo avanti queste... Puntiamo ad arrivare a Venezia. Perché vuol dire una pista ciclabile, se dopo anche le ferrovie vuoi attaccare 2 vagoni per riportare su le biciclette dei tedeschi quando chi ha fatto il picnic da fine settimana. E a barca? Si può andare ancora in barca? Se c'è la cultura per fare queste cose si può venire anche in barca. Diventa sicuramente importante fare conoscere questo territorio anche con progetti di recupero importanti. Qui sono stati realizzati anche percorsi per gli appassionati di cavallo lungo le rive del Brenta, e quindi anche delle ipovie sicuramente interessanti per permettere a tanti appassionati di fruire, di gustare questo territorio, questo percorso importante. Sono allo studio anche itinerari turistici altrettanto interessanti in tutta l'area del Destra Brenta, che possono mettere insieme la realtà agricola e le aziende del territorio dedite appunto alla produzione di prodotti a marchio comunitario, con quello che è il contesto anche storico, architettonico, le ville, i percorsi particolari, le realtà legate anche alla cultura di questa realtà. Non dimentichiamo che da queste parti è nato anche Andrea Mantegna, di cui si è celebrato poco tempo fa il 500° Credo sia sicuramente una realtà importante su cui concentrare sforzi ed attenzione.
comuni. Si lavora in sistema, amministrazioni locali, amministrazione provinciale, associazioni di categoria, tutti ovviamente indirizzati al medesimo obiettivo, quello di permettere ancora la permanenza di grandi attività imprenditoriali, di attività produttive che possono anche rappresentare una valorizzazione anche per tutti i cittadini che decidono di assaporare anche una parte, un angolo di ambiente ancora particolare. Allora, ringraziamo l'assessore per tutto quello che fa e soprattutto per quello che farà. Grazie. Grazie a voi. Eccoci qua finalmente che abbiamo trovato, come che mi era stato promesso, in bandita, mi pare proprio col pesce come che era stato promesso, e qua abbiamo il nostro Flavio che adesso ne conta cose che sei, giusto? Allora, partiamo dagli antipasti. Allora, questa qua è una mousse di trota affumicata. Questa qua invece deriva da una ricetta che abbiamo trovato a Marsiglia. Loro facevano l'orata e abbiamo copiato la ricetta e l'abbiamo riportata sulla trota. Questa qua è una trota marinata sul limone e poi si ferma la macerazione dopo 5 ore con un po' di olio e si aggiungono delle verdure. Siccome qua nel fiume Brenta c'era l'usanza di pescare le morette, che sarebbero le sanguinerole, dei pesciolini grandi, pescetti molto piccoli, ma siccome che adesso le leggi lo vietano, oppure si devono pescare soltanto con un lamo piccolissimo. Quindi faccia il conto, per fare un piattino così che vuoi 2 giorni. Allora abbiamo sostituito queste sanguinerole con gli avanotti di trota. Qua andiamo a un primo, praticamente è un gnocco di patate normale, però con il sugo di pesce d'acqua dolce. C'è storione, c'è la trota, qualche volta si mette anche il luccio. Allora, qua dentro il caglierotto però che sia regina. La regina, la polenta, non si fa mai niente. Non si fa niente. Eccola qua, la nostra poentina. Poi si abbina tutto questo a un buon prosecco del Montello. Allora, disfando il maiale si riescono a fare tanti buoni prodotti. Per esempio? Allora, noi partiamo a cercare la qualità facendo il maiale e dopo, utilizzando antiche ricette e anche antiche affettatrici, vedo. Questa è una passione dei rottami e di casa. Vedi? Si sentono i sapori che... Allora, questo è quasi un speck intanto. Questo è un cuore di speck fatto prodotto con le cosce che vengono utilizzate normalmente per le produzioni del prosciutto di Parma, San Daniele, Oberico e Oganeo, lavorate con antiche ricette, affumicatura naturale e lunga stagionatura. Bisogna dimenticarsi di avere lo speck come il prosciutto in stagionatura. Beh, anche oggi, oggi proprio va la mega proprio chiasso. Sto Brenta. Beh, la Prati, destra Brenta, Verdi. Pirati Verdi, pareva di essere, che è Irlanda, ma questa qua è la destra Brenta, territorio nostro. Sento cosa che ti dico, che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni cantone, che sei qualcosa di buon e di bello. Perché questo è il Veneto, tra terra e cielo.
Roberto. Speriamo che non mi veda. Ma non massa fatica, il monte, e su e giù, e avanti e indietro. Molto meglio a piedi, in bicicletta, oppure anche magari in barca. Che mi guarda sto albero? Boh, speriamo che non mi veda. Andiamo. Sì, non arriva, è inutile, scusa, me ne è sempre compagno quello là. Vabbè, a tu questo gliel'hai punto detto? io ho godito, anche a Massa che ho godito. E ora? Un attimo, stavo un secondo, a prossima volta. Roberto! Ogni volta te mi assi così. come? Però. Per me è poca voglia di lavorare, anche perché andare in mongolfiera non è semplicissimo. Vedi, adesso è cambiato anche il vento, quindi siamo vicino al Sile, però francamente... D'altra parte il volo in mongolfiera è così. È così, comandante, se sa quando che si Guarda parte, che non si bello, sa dove guarda che si bello, arriva. guarda, eccolo là il Sile, guarda che bello. Ecco. Ecco il Sile che Guarda che dolce, è l'argomento del nostro itinerario di oggi, è il Sile, il parco del fiume Sile. Non so se lo sai, ma è il parco del fiume Sile e si svolge lungo tutto quanto il percorso del fiume Sile, dalle origini, quindi dalle sorgive di Casa Corba, fin praticamente alla laguna di Venezia, e 70 km circa del fiume. Ed è tutto parco? Ed è tutto parco. Siete dei 5 che sono di cercare di cercare qualcosa qua. Perché io ho detto che sul Sile che sei i meglio pesci assolutamente del Veneto, perché l'acqua è pulita, trasparente, e qua forse mia massa, però insomma, vediamo se riusciamo a cercare qualcosa. Cioè, visto che qua cana non vuole fare niente, vediamo se questo mulineo facciamo qualcosa di più grosso. Dai, avanti, dai. Ai. Tra l'altro questo qua è il fiume che ha un record. Ha un record. È il fiume da risorgiva più lungo d'Italia. Qui sono 70 km. Se devo vedere una roba importante, comandante, cioè il fatto che essendo il fiume una portata costante, avendo una portata costante, permette la navigabilità, quindi è tutto quanto navigabile da sempre. Infatti, vedete, arriva anche con l'houseboat, monta in biciclette sopra, dopo tanti sentieri che si può percorrere in bicicletta, uno si attracca, si mette qua quieto, mangia, visita il paese. E quindi anche tutte le merci venivano portate attraverso il fiume, ma una roba ancora più importante è il fiume c'è vita, no? Lungo il fiume che c'è vita. E infatti, sai cosa che c'era lungo questo fiume qua di importante? I mulini.